E sul tema ne parliamo insieme a Raffaele Padrone, perché appunto le forze dell'ordine, si diceva, sono costrette ad operare in una situazione a dir poco malsana. Mi pare che su questo si stia scoprendo l'acqua calda, perché se ne è detto ormai più e più volte. Sì, vede, a me questo argomento mi fa sorridere, in questo momento soprattutto mi fa sorridere. Non ho detto ridere, mi fa sorridere, perché è un momento particolare. Allora, dove ci sono? Solo in Friuli Venezia Giulia, direttore, 30% di giovani a casa, persone licenziate, 1 milione di lavoratori a casa. La nostra politica friulana, per non dire quella nazionale, continua a parlare di queste cose, cioè di interessarsi come stanno gli immigrati, i signori ospiti presso il CIE. Quello lo abbiamo fatto noi il 24 luglio al Dipartimento. Allora l'assessore, io dico quello che mi ha risposto il Bruxelles quando mi sono interessato già nel 2009 su questo argomento. Mi hanno detto: lei non si preoccupi, ci sono delle leggi europee, il CIE di Gradisca va bene, così stan bene, così è a posto. Quindi questo rispondo. All'onorevole Federica dico invece grazie di essersi ricordato oggi dell'esistenza delle forze dell'ordine, però dico anche che grazie a quella politica del 2011 e a quel decreto firmato proprio dall'onorevole Maroni, ministro dell'interno, quel periodo, hanno portato dai 5 mesi la loro detenzione fino a 18. Questo cosa significa? Significa tutto quello che avevamo detto, mi pare 2 settimane fa insieme a lei, tutte quelle problematiche che si verificano ogni volta, ed è quello che noi abbiamo detto al Ministero il 24 luglio, quindi non molto distante da questa data, cioè le condizioni, le gestioni di questi CIE, la gestione del personale della Polizia di Stato che sta lì, chi ci lavora, i civili che sono lì, che devono percepire ancora i loro straordinari dal 2012, le condizioni sanitarie non solo degli ospiti, anche degli ospiti, ma anche della Polizia di Stato. Continuano a aggregare persone da Pordenone in giro per l'Italia presso i centri di identificazione e ripeto, 2 mesi, se entro 2 mesi non viene identificato la persona, non certo viene identificato dopo 18. E non solo questo, oggi proprio il collega di Pordenone mi ha telefonato dicendomi che gli sono state date 2 pastiglie perché ci sono stati dei casi di meningite giù al centro presso Ragusa, e quindi lì la polizia, che non opera in condizioni sanitarie totalmente sicure, si deve ancora prendere le pastigliette, una mezza mascherina per andare avanti. Queste sono le cose, ma che non interessano sicuramente in questo momento. La politica faccia la politica e non pensi di uscire con queste cose. Grazie quindi a Raffaele Padrone.